Salve a tutti! Quest'oggi, pur restando a Venezia, vi portiamo a fare una passeggiata tra i monti, quei monti che il 31 luglio del 1420, esattamente 600 anni fa, entrarono a far parte della Serenissima Repubblica di Venezia. Stiamo parlando delle montagne del Cadore, zona importantissima per il rifornimento delle grosse quantità di legname di cui Venezia aveva costantemente bisogno. Quel Cadore che diede i natali ad uno dei più grandi pittori di tutti i tempi, il celebre Tiziano. Tuttora, a Pieve di Cadore, si conserva la casa dove nacque il Tiziano, oggi adibita a museo. E Tiziano, trasferitosi a Venezia ancora giovanetto per divenire un grandissimo pittore, mai dimenticò le sue montagne, ripensandoci sempre con nostalgia. Scelse di prendere casa in una zona di Venezia conosciuta come i Biri, da dove, in giornate limpide, poteva ammirare i suoi monti, al di là della laguna. E le sue montagne compaiono sempre nelle sue opere, sin dai suoi primi lavori, come si vede nel dipinto dell'Annunciazione conservata alla Scuola Grande di San Rocco. Oltre alle colonne che incorniciano il paesaggio si intravedono i rilievi a lui cari. Ritroviamo poi le montagne del Cadore, accanto ad un paesaggio tipicamente veneziano, nello sfondo dello stupendo affresco di Palazzo Ducale con San Cristoforo. E le vediamo anche nella presentazione di Maria al Tempio alle Gallerie dell'Accademia, dove il loro colore azzurrino richiama il colore delle vesti di Maria Bambina. Non sono qui un mero dettaglio del paesaggio, ma condensano il significato di uno degli attributi mariani, collegamento tra il cielo e la terra, tra l'umano e il divino. Divertitevi a cercare altre immagini delle Dolomiti nei quadri di questo importante artista e poi venite a Venezia per vedere questi dipinti di persona e per scoprirne altri. Vi aspettiamo, ciao!